Ciao a tutti, oggi sono con il mio amico Davide. Ciao. E siamo in zona Alpago, abbiamo lasciato la macchina a Rifugio Carota, adesso stiamo prendendo il sentiero per il Rifugio Dolada e poi saliamo al Monte Dolada, poi il pomeriggio faremo le creste del Colmat per scendere a Forcella della Lastra. E speriamo che i sentieri siano sistemati dopo il maltempo di ottobre scorso, perché sennò è un guaio. Speriamo che il caldo ci dia tregua. E speriamo che non sia troppo affoso. Siamo arrivati a Rifugio Dolada, Partendo dal Carota. partendo dal Rifugio Carota, e il sentiero per arrivare qua è stato sistemato dagli alberi che sono caduti a terra, che erano comunque tanti. Adesso andiamo su verso il Monte Dolada, che è lì, e poi faremo la cresta verso il Colmat e scenderemo da Forcella della Lastra. Quindi ci vediamo dopo. Sto facendo stancare il ragazzo. Siamo sulla vetta. A posto, Davide? A posto. Vedi. Dopo siamo diretti là sul Colmat. Allora siamo arrivati sul Dolada e c'è una vista pazzesca. C'è il Pelmo là che si riconosce fra mille e là c'è il Colnudo che è la più alta dell'Alpago. E niente, il sentiero per arrivare qua c'è sicuramente da appoggiare le mani, lo consiglio a chi ha un po' di esperienza di montagna. E niente, sono tratti di primo, secondo grado, non di più, però c'è una cresta che è veramente fantastica, vale la pena.
praticamente siamo riscesi al rifugio Dolada e adesso stiamo iniziando a fare le creste del Colmat. Poi arrivati alla cima vediamo se scendere dalla forcella. Anche scorta di rifornimento. Abbiamo dovuto fare scorta di acqua perché si fa un caldo pazzesco. E dopo vediamo se scendere dalla forcella oppure rifare il sentiero all'inverso. Ragazzi, prima eravamo là sul Monte Dolada, poi siamo scesi di nuovo rifugio Dolada, non so se sto indicando giusto perché siete attaccati al petto, e adesso stiamo facendo le creste fino là in fondo, penso. Sì, fino alla Dovrebbe cima, essere quella l'ultima, quella là, il Colmat. Allora, se ci fossero le montagne russe naturali sarebbero queste, tutto un saliscendi verde. L'ultima salita fino al Colmat. Allora, siamo arrivati in cima al Colmat. C'è un panorama a 360, c'è un po' di gente sulla cima, quindi ci siamo spostati un po' più in giù. C'è sempre il panorama sul Permio, che è veramente inconfondibile. Gran parte delle Dolomiti e siamo veramente davanti al Col Nudo, che è la cima più alta, e poi il resto dell'Alpago fino in fondo. Abbiamo fatto il sentiero in cresta, molto esposto, e c'è un tratto attrezzato come avete visto, altrimenti per arrivare qua c'è un sentiero che corre un po' più in basso e poi si arriva alla cima. Allora siamo scesi per la forcella della Lastra. Ce l'abbiamo quasi fatta. Siamo rimasti con pochissima acqua perché fa un caldo veramente asfissiante. 2 litri a testa erano scarsi perché c'era un'affa pazzesca. Adesso proseguiamo per questa mulattiera fino ad arrivare al rifugio Carota dove abbiamo lasciato la macchina. Alla prossima, ciao! Ciao.